tutto il Veneto per il corteo contro la guerra che ha visto i centri sociali bloccare i cancelli dello stabilimento dell'industria bellica Tessera, la tensione sfociata nell'uso degli idranti da parte della polizia. Tensione alle stelle, disordine a Schio per le 2 manifestazioni, la passeggiata per la sicurezza organizzata da Forza Nuova e il presidio antifascista con i centri sociali e ANPI. Paura a Codevigo, divorata dalle fiamme la casa di un anziano che viveva da solo in condizioni precarie. Il 74enne si è buttato dal primo piano per salvarsi. Hanno puntato la pistola contro un rider che stava consegnando delle pizze a Oderzo e lo hanno rapinato. 2 denunciati, in casa aveva un arsenale. Maxi frode fiscale, denunciato un'imprenditrice del settore florovivaistico, l'operazione delle fiamme gialle a Vittorio Veneto. Le varianti olimpiche sull'Alemagna questa mattina sopralluogo decisivo prima dei giochi. Valle e Tai saranno pronte su San Vito, resta una grande incognita, spiega il presidente della provincia Padrin. La proposta del ministro Crosetto sul modello francese accende il dibattito sulla leva militare volontaria, l'ok del presidente ANA nazionale Favero. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi titoli l'avete sentito, oltre 1500 manifestanti hanno sfilato questa mattina in corteo dal parcheggio di Canoghera ai cancelli della Leonardo a Tessera. La manifestazione si è conclusa con gli idranti lanciati dalla polizia verso i manifestanti. È finita come nel corteo del 22 settembre al porto di Marghera, con gli idranti sparati dalla polizia sui manifestanti. La protesta "Blocchiamo la Leonardo" davanti ai cancelli della fabbrica a Tessera. Leonardo è uno dei simboli di chi è una partecipata statale, l'azionista di maggioranza di Leonardo è lo Stato italiano, e è stato dichiarato da Cingolani stesso che l'invio di armi a Israele e le relazioni economiche non ci sono mai fermate nel corso del genocidio. È il simbolo di chi si arricchisce sulla morte, la distruzione e sull'economia di guerra, e siamo qui anche oggi perché questo è un simbolo, e andando incontro alla finanziaria di guerra che ci sarà, perché stanziare oltre 30 miliardi di euro in economia di guerra, spostare il famoso 5% del PIL in armamenti, significa chiaramente fare delle scelte, finanziare la guerra, le armi, e togliere risorse e finanza a quello che invece sono i bisogni quotidiani, il welfare, l'istruzione, l'università, la sanità, la casa pubblica. La protesta, che ha visto la partecipazione di circa 1500 persone provenienti da tutto il Veneto, è iniziata alle 10:30 con il corteo partito dal parcheggio di Canoghera. L'obiettivo era quello di invadere simbolicamente la fabbrica, ma un ampio dispiegamento di forze dell'ordine in tenuta antisommossa ha impedito che potessero avvicinarsi oltre. Dovremmo essere tutti in questo momento, oggi in tutta Italia e nel mondo, in piazza a gridare basta a questo schifo, perché quando è successo nel passato abbiamo tutti detto mai più, e invece sta succedendo per interessi economici in cui l'Italia direttamente, personalmente è coinvolta. Quello che sta accadendo, si era sempre detto che non sarebbe mai più dovuto succedere, che le guerre non sarebbero mai più dovute accadere in questa terra, e invece ci sta ripetendo di nuovo, e molte persone stanno zitte perché fondamentalmente non capiscono veramente, lo sentono come distante da loro. Un atto di aggressione del genere ultimamente l'abbiamo solo visto nei libri di storia, e visto che nessuno si è alzato allora, noi vogliamo alzarci oggi. Questo è il nostro grido di allarme, di battaglia. Per alcune ore la zona è stata interdetta al traffico, provocando una lunga coda di auto dirette verso il Casinò o verso Mestre. Intorno alle 14, dopo che la polizia ha allontanato i manifestanti con gli idranti, la strada è stata liberata. Una ragazza, raccontano gli scioperanti, sarebbe stata ferita. E tensione e disordine anche a Schio per 2 manifestazioni in contemporanea, la passeggiata per la sicurezza organizzata da Forza Nuova ed il presidio antifascista con centri sociali e ANPI.
Una serata ad alta tensione, quella vissuta ieri sera a Schio, in cui a fare da contraltare alla passeggiata per la sicurezza preannunciata qualche giorno fa dagli attivisti di Forza Nuova nelle vie del centro storico per sollecitare l'attenzione sul tema sicurezza, cui hanno aderito una trentina di persone, si è contrapposta una manifestazione autorizzata in forma statica di Centro Sociale Arcadia e Ampi, che secondo le stime delle forze dell'ordine avrebbe raccolto la partecipazione di circa 300 aderenti, scesi in piazza per opporsi alla stessa presenza degli esponenti di Forza Nuova in città. Questa opposizione, che è del tutto legittimo come manifestarla verbalmente, chiaramente attraverso quindi una pacifica dimostrazione di dissenso, si è rapidamente trasformata in un tentativo di venire a contatto con questi esponenti di Forza Nuova. Chiaramente sul mio ordine le forze di polizia erano schierate per impedire che vi fossero disordini. A un certo momento si è reso necessario chiaramente reagire a questo tentativo violento di venire a contatto con gli esponenti di Forza Nuova. Grande il dispiegamento di forze tra carabinieri, polizia locale, polizia di Stato, dapprima intervenuti con gli idranti, 4 gli agenti rimasti contusi. Inizialmente si è tentato di contenerli attraverso l'uso dell'idrante, così non è bastato, hanno continuato a venire avanti, sono entrati a contatto con il reparto, hanno lanciato diversi oggetti contundenti, quindi insomma si sono resi particolarmente aggressivi, violenti, violando logicamente la legge e commettendo reati. Intanto sono in corso gli accertamenti per appurare eventuali responsabilità. Certamente la Digos riferirà alla procura di tutta l'attività che verrà svolta per individuare tutti coloro che si sono resi responsabili di reati e perché questi vengano logicamente sottoposti all'azione penale. Manifestazione contro manifestazione. Il sindaco Cristina Marigo esprime tutta la sua indignazione. La città non deve essere trasformata in un'arena per dare sfogo alle contrapposizioni ideologiche. Va benissimo manifestare le proprie idee, rispettiamo però quello che viene prescritto dalla questura, in questo caso con molta attenzione, e soprattutto perché utilizzare Schio come un'arena, come un circo in cui sfogare le proprie ideologie. Questo lo trovo veramente scorretto. Io sono stufa di trovarmi in queste situazioni in cui non c'è rispetto per la città. Tuona il primo cittadino all'indomani della manifestazione e contromanifestazione in cui le forze dell'ordine hanno evitato lo scontro tra le parti. Sindaco che aveva già preso le distanze da entrambe le mobilitazioni. L'appello era quello di evitare e di rendere la cittadina dell'Alto Vicentino un palco per dare adito ad uno scontro tra ideologie. Ad oggi non nasconde tutta la sua indignazione sull'accaduto. Certamente bisogna fare un focus e manifestare per denunciare un problema, però io non credo che la risoluzione del problema sia venire a manifestare a Schio e poi addirittura andare in cerca dello scontro, perché poi alla fine era già stato tutto pensato, era per quello che non volevo che succedesse questo. Sugli eventi intervengono anche gli esponenti politici locali, richiamando l'attenzione sul rispetto delle regole e del confronto non violento, pur mantenendo posizioni diverse. Ferma, ripeto, la libertà costituzionale di esprimere idee e di esprimerle nel modo più opportuno, ma si devono esprimere in un perimetro di legalità. Va fatto sempre nel rispetto delle regole, nel rispetto di una dialettica politica che rimane all'interno di un dialogo civile, ovviamente. È giusto sempre manifestare, non è giusto secondo me che manifestino persone che mandano l'idea di voler sostituirsi allo Stato. La sicurezza è monopolio dello Stato. Continuiamo con la cronaca. Incendio nella notte a Codevigo, completamente divorata dalle fiamme la casa di un anziano che viveva solo in condizioni precarie. Non era la prima volta che i vigili del fuoco intervenivano in via Girotte, a Codevigo, a casa di un anziano 74enne solo. Nella prima occasione si è trattato di un principio di incendio, domato in pochi istanti. Questa volta però la casa è stata completamente divorata dalle fiamme. Tutto sarebbe partito dal camino acceso per riscaldarsi, unica fonte di calore presente in casa. E così i pompieri hanno lavorato tutta la notte fino al giorno per spegnere il rogo. Il proprietario della casa, rimasto solo da quando la moglie è stata trasferita in casa di riposo, si è gettato dal primo piano per
per mettersi in salvo. Una situazione precaria quella in cui viveva, senza elettricità né un cellulare, isolato dal mondo, tant'è che ha dovuto suonare il campanello ai vicini di casa per chiamare i soccorsi. È venuto qua, ha suonato il campanello a mia mamma e ha chiamato aiuto e abbiamo chiamato i pompieri. Era bagnato, quindi mio fratello gli ha dato una tuta da ginnastica per cambiarsi. E non era la prima volta? No, è successo un mese fa, però non a questi livelli. Aveva preso fuoco il divano, però è spento in mezz'ora, insomma. E che tipo di persona è? No, tranquilla. Vive da solo, ma è una persona tranquillissima. Sì, lui è proprio solo. Non hanno figli né niente, proprio vive da solo. E non ha il telefono, Non ha telefono, non ha acqua, non ha luce, non ha gas, non ha niente. L'anziano, rimasto intossicato e dolorante per la caduta dal primo piano, è stato poi trasferito in ospedale per tutte le cure del caso. Una volta dimesso, però, non avrà più una casa in cui andare, un letto su cui dormire, visto che il suo è andato completamente in fumo. Si tratta di una persona fragile e sola che si faceva anche oltre 2 ore di camminata per andare a prendere l'autobus a Piave di Sacco per far visita alla moglie. Una situazione difficile che l'amministrazione comunale di Codevigo seguiva già da tempo. Da circa un anno che questa famiglia viene seguita dai servizi sociali del comune di Codevigo. Un anno fa è stata fatta una serie di interventi proprio per tutelare la moglie del signore in questione, tant'è che è stata ricoverata in una struttura e molto probabilmente il fatto di essere da solo sta accentuando un po' quelle che sono delle problematiche personali che questo signore presenta. I vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente dalla notte al primo pomeriggio per spegnere le fiamme. Fortunatamente i suoi 2 gattini e le galline sono riusciti a mettersi in salvo in tempo. Ora bisognerà trovare una sistemazione permanente per il 74enne. Circa un mese fa, con un precedente analogo a questo, ma molto meno invasivo dal punto di vista dei danni che ha fatto, al pian terreno era scoppiato un inizio di incendio. Da lì la decisione assieme ai servizi sociali di portare il signore in una struttura dove però è rimasto 5 giorni e poi se n'è andato ed è tornato a casa. Molto probabilmente i fatti dimostrano che la problematica adesso non è solo dal punto di vista sociale ma è anche sanitaria per alcune patologie che questo individuo presenta. Adesso nei prossimi giorni, finché è ricoverato, aspettiamo di vedere quale soluzione trovare dalla prossima settimana. Andiamo a Venezia, guasto alla cabina elettrica a Rialto, operaio di 34 anni padovano in subappalto per Enel, ustionato dalla fiammata causata da un cortocircuito, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita, indaga la Spisal. Sono stabili, nonostante le gravi ustioni riportate, le condizioni dell'operaio di 34 anni colpito da una fiammata causata dal cortocircuito di una cabina elettrica dove stava lavorando. Le indicazioni sui cartelli gialli affissi sui muri davano indicazione di un'interruzione momentanea della corrente elettrica in ramo dei Bombaseri, a 2 passi da Rialto. Era lì che il lavoratore 34enne della ditta Site stava lavorando nella centralina per risolvere un guasto che interessava alcuni palazzi della zona. Nonostante il dipendente dell'azienda bolognese che opera nel centro storico di Venezia e a Mestre fosse dotato di tutti gli ausili e le protezioni previsti dalla legge, il cortocircuito che ha dato origine alla vampata di fiamme e scintille non gli ha lasciato scampo. È stato colpito al volto, alle braccia e alla parte superiore del busto. Soccorso prontamente dal SUEMA 118, è stato portato prima all'ospedale All'Angelo di Mestre, dove è stato stabilizzato, poi al reparto grandi ustionati di Padova. Siamo fortemente preoccupati per queste situazioni di infortuni sul lavoro che spesso anche rischiano di essere mortali. Nonostante i tavoli aperti con le istituzioni, prefettura, Spisal e con le forze dell'ordine, evidentemente qualcosa non sta funzionando. Indaga allo Spisal, presente sul posto insieme ai tecnici, per capire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sarà infatti l'organo di sicurezza a stabilire se il corto sia stato un evento improvviso e non prevedibile, oppure se ci siano alcune responsabilità legate alla tenuta della cabina o alle condizioni dell'impianto e soprattutto se l'operaio della ditta in subappalto per Enel fosse davvero autorizzato a intervenire. Dobbiamo metterci tutti qualcosa in più a partire dai datori e anche con la formazione per i lavoratori affinché ciò non succeda. Non ci dobbiamo più permettere che un padre di famiglia, un figlio vada a lavoro e non torni più a casa dai propri familiari. Dobbiamo agire tutti con tempestività. Nel Trevigiano hanno puntato la pistola contro un rider che stava consegnando delle pizze, lo hanno rapinato, è accaduto a Oderzo, identificati e denunciati 2 opitergini, in casa avevano un arsenale.
Minacciato e rapinato. La vittima è un rider della pizzeria Toledo di Oderzo che stava consegnando le pizze a domicilio. Ad un tratto è stato bloccato e minacciato con la pistola da 2 individui. È accaduto lo scorso 16 ottobre. Costretto a consegnare la merce del valore di 60 euro, il giovane sotto shock ha chiamato subito i carabinieri. Immediate le indagini che hanno portato all'identificazione dei responsabili. Si tratta di 2 giovani di 20 e 22 anni con numerosi precedenti penali. I carabinieri sono arrivati a loro grazie alle indagini e alle testimonianze raccolte. I militari dell'Arma hanno effettuato anche una perquisizione nell'abitazione dei 2 indagati. Nella perquisizione che abbiamo eseguito poi ieri mattina è saltato fuori un vero e proprio arsenale, nel senso che abbiamo trovato diversi coltelli, le pistole tutte repliche di armi a salve senza tappo rosso e altro materiale, altri strumenti atti ad offendere. Quindi oltre del reato di rapina dovranno rispondere anche di porto e detenzione illegale di strumenti atti ad offendere. Fra le armi anche una katana, coltelli da combattimento e alcuni tirapugni. Tutto il materiale detenuto illegalmente è stato sottoposto a sequestro. I 2 sono conosciuti alle forze dell'ordine. Abbiamo individuato altri episodi nei quali potrebbero essere responsabili, in particolare l'aggressione ad un giovane che però stiamo approfondendo con il militare della tenenza di Oderzo. Si tratta dell'aggressione avvenuta il 27 ottobre scorso ai danni di un 22enne della provincia di Pordenone, sempre nella zona di Oderzo, per la quale emergono alcuni elementi di possibile collegamento. I 2 che abitano in zona sarebbero responsabili dunque di altri episodi sui quali i carabinieri stanno indagando. Maxi frode fiscale, denunciata un'imprenditrice del settore florovivaistico, l'operazione delle fiamme gialle. La Guardia di Finanza ha scoperto un'ingente evasione fiscale messa in atto dalla titolare di un garden center di Vittorio Veneto che avrebbe occultato oltre 10 milioni di euro di ricavi tra il 2019 e il luglio 2025. La titolare, secondo quanto accertato dai finanzieri, dirottava sistematicamente gli incassi della propria attività commerciale verso un'impresa agricola riconducibile alla sorella con sede nello stesso stabile. In buona sostanza le vendite venivano operate dalla società commerciale, ma formalmente chi fatturava per la quasi totalità dei ricavi era la società agricola. Attraverso questo meccanismo i profitti venivano assoggettati al regime fiscale agevolato previsto per le attività agricole, molto più vantaggioso rispetto a quello delle società commerciali. In questo modo la base imponibile sottratta a tassazione ammonterebbe a circa 5 milioni di euro. L'attività di verifica ha consentito di ricostruire un'evasione di imposte dirette IVA per circa 2,5 milioni di euro. Le verifiche hanno confermato che gran parte delle vendite veniva fatturata irregolarmente dall'impresa agricola, pur essendo riconducibile all'attività commerciale della titolare. La donna è stata denunciata alla Procura di Treviso per evasione fiscale e infedele dichiarazione. Parallelamente i finanzieri hanno individuato delle violazioni alle norme antiriciclaggio, documentando numerosi trasferimenti di denaro contante tra le 2 sorelle per importi superiori ai limiti consentiti. Quindi sono state elevate oltre 876 sanzioni per un importo delle sanzioni che può arrivare anche nel massimo a 43 milioni di euro. Ed ora la politica. Dopo il voto delle regionali, la segreteria provinciale della Lega è già al lavoro sui dossier più caldi delle prossime elezioni comunali, mentre si consuma il derby per un posto in giunta tra Paola Roma e Sonia Brescaccin. Lega che a Treviso sogna di fatto di ritornare Liga. Io credo che la politica sia sempre e comunque in costante evoluzione e questo non è un percorso da escludere a priori, anzi io ritengo personalmente che in questa fase storica possa essere un percorso a livello strutturale da tenere anche in considerazione e da valutare. È un'apertura che sa tanto di auspicio quella di Dimitri Coin, segretario provinciale di una Lega trevigiana ritornata ruggente dopo il verdetto delle regionali, un 40% e oltre, che non solo tonifica ma cambia le prospettive. Sullo sfondo la creazione di una Lega a doppia velocità su modello della CDU tedesca, che in Baviera si chiama CSU e di fatto è un partito territoriale pur se gemello. Per i leghisti poi sarebbe un ritorno alle origini, alla Liga. Questo sarebbe comunque una rivisitazione di tutta la struttura del partito dove chiaramente ogni area avrebbe le proprie istanze, ogni area determinerebbe le risposte alle necessità dei propri cittadini.
Emattatore di una Liga del Nord, chiamiamola al momento così, non potrebbe non essere Luca Zaia, che martedì al K3 ha confermato di averne già parlato con lo stesso Salvini, mentre è di queste ore l'intervista del generale Vannacci al quotidiano Il Foglio. Zaia al comando della Lega non mi preoccupa, dice il vice segretario del Carroccio, che parla allo stesso tempo di un partito plurale. Da Trieste intanto commenta il verdetto veneto Massimiliano Federiga, che guarda proprio al fattore Zaia. Il numero di preferenze mai viste nella storia del Veneto, così tante, per una persona testimoniano che Zaia sicuramente è un valore aggiunto fondamentale che è un patrimonio, penso, di quella regione e i cittadini l'hanno voluto riconoscere in modo esplicito. Tornando alla Marca, la Lega è già in assetto per le comunali di primavera con le partite clou di Conegliano e Castelfranco. Quindi il lavoro sicuramente ce n'è da fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. C'è poi una partita nella partita, il derby tutto leghista e al femminile tra Sonia Brescaccin e Paola Roma. Sarebbero loro i nomi in pole position per l'assessorato trevigiano, magari al sociale, materia che entrambe padroneggiano. Sarà il presidente Alberto Stefani a scegliere le donne e gli uomini che deciderà di portare all'interno della sua giunta. Se l'aspetta però questo ruolo? Assolutamente no, come non mi aspettavo il fatto di entrare appunto nella lista. Le varianti olimpiche sull'Alemagna questa mattina sopralluogo decisivo prima dei giochi. Valle Thai saranno pronte, su San Vito resta una grande incognita, afferma il presidente della provincia. È corsa contro il tempo, si aggiornano i lavori anche per la variante di Longarone. Sì, è stata un'occasione per intanto fare il punto della situazione delle varianti. Abbiamo avuto la conferma che per quanto riguarda quelle di Thai, di Cadore e di Valle l'apertura sarà sicuramente prima dell'evento olimpico, mentre su San Vito che erano previsti dei ritardi, ancora non c'è stata data ufficialità su quelle che saranno un po' le tempistiche di riapertura. Aggiorna i lavori Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, reduce dal sopralluogo lungo i cantieri olimpici dell'Alemagna. Con lui prefetto, amministratori del territorio, l'assessore regionale uscente Elisa De Berti, ma soprattutto Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di ANAS, società che ha in mano le 3 varianti. L'incognita riguarda quella più a nord, per cui si spera, ma non troppo. Togliere il traffico dal centro di San Vito, soprattutto con quei 3 passaggi pedonali che rallentano il traffico, era un obiettivo da raggiungere. Io mi auguro veramente che si possa fare tutto ciò che è nelle possibilità. Che sia una corsa contro il tempo ormai è chiaro, ma poco più di 2 mesi dalle Olimpiadi sembra sconsigliato guardare al bicchiere mezzo vuoto. Devo dire che è stato fatto un grossissimo lavoro in quest'ultimo anno che ha un po' ripreso alcuni ritardi che purtroppo si erano accumulati per questioni legate a una burocrazia che per queste opere è, lo dico sempre, oltre il limite. Altro fronte, altra storia, la variante di Longarone, cruciale per l'intera viabilità provinciale. A occuparsene non è ANAS Massimico, la società delle infrastrutture olimpiche. Sarà l'opera simbolo della cosiddetta legacy, l'eredità dei giochi. Anche qui Padrin, che di Longarone è sindaco, aggiorna i lavori. Entro un paio di settimane dovrebbe uscire la gara per l'assegnazione dell'appalto integrato, progettazione esecutiva, realizzazione dell'opera. Io penso che se tutto andrà per il verso giusto, per l'autunno del 2026 potrebbe partire il cantiere e quindi dar via a questa opera che tra il 28 e il 29 sarà pronta. In Francia torna il servizio militare volontario di 10 mesi. In Italia il ministro della difesa Guido Crosetto ha in mente un progetto di legge simile sulla quale si è acceso il dibattito. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Lo dice l'articolo 52 della Costituzione. Negli anni le norme votate dal Parlamento hanno sospeso la naia e il servizio civile obbligatori, che non esistono più dal 2005, come li hanno conosciuti tante generazioni di italiani. In seguito sono arrivate altre riforme dell'ordinamento militare, del reclutamento e dei ruoli delle forze armate. Ora la reintroduzione della leva volontaria
volontaria in Francia e un disegno di legge del ministro Crosetto riapre il dibattito sulla formazione di un contingente dell'esercito adeguatamente preparato alle nuove sfide. Sentendo le associazioni che sono molto forti come l'ANA eccetera, che avevano provato a introdurre la mini leva, un qualcosa per rendere i cittadini coscienti anche dei rischi che ci sono, qualcosa bisogna fare. Poi il come, il perché, con quali risorse è una cosa che si aprirà un dibattito nel Paese. La ferma volontaria nell'esercito già esiste, ma come sostiene da tempo anche l'Associazione Nazionale Alpini, serve un passo in più che coinvolga i giovani. Un concetto di disponibilità, ma anche di formazione e di preparazione, sia dal punto di vista di educazione civica, ma anche di formazione vera per poter poi intervenire e essere preparato in tutte quelle che possono essere le attività anche di protezione civile. Per cui uno può scegliere di farla a un certo punto con anche una valenza militare, cioè quindi essere anche a servizio delle forze professionali militari, può anche avere una valenza solo civile. Secondo quanto annunciato dal ministro Crosetto, il nuovo contingente di 10.000 unità dovrebbe servire solo per aiuto nelle calamità naturali e a supporto tecnico e logistico dei militari presenti nei teatri operativi, sempre nel rispetto della Costituzione che obbliga a difendere la patria, ma anche ripudia la guerra per risolvere le controversie internazionali. Una naia, una leva non è per andare a combattere contro qualcuno, ma è per difendere il nostro territorio e la nostra gente contro qualcosa, contro qualcuno che invece vuole venire a offendere. Questa è la verità. Ed ora do lettura di un comunicato sindacale. Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro della carta stampata scaduto da 10 anni. In questo tempo gli editori hanno investito molto poco nel prodotto nonostante le sovvenzioni pubbliche ed hanno tagliato il costo del lavoro con la riduzione degli organici attraverso gli stati di crisi, mentre le retribuzioni dei giornalisti sono state colpite dall'inflazione cresciuta del 20%. I dipendenti sono così diminuiti, ma è aumentato a dismisura lo sfruttamento di collaboratori e precari pagati pochi euro a notizia, senza alcun diritto e senza futuro. Le proposte degli editori tagliando il salario dei neoassunti rischiano di esasperare la divisione generazionale nelle redazioni, non cogliendo le prospettive digitali del settore. Non ne facciamo una battaglia corporativa, pensiamo che un'informazione libera e plurale, che sia controllo democratico, abbia bisogno di giornalisti autorevoli e indipendenti che non siano economicamente ricattabili. Solo così potremo garantire il rispetto per i cittadini e i lettori per l'articolo 21 della Costituzione. E questa era la nostra ultima notizia. Io ora la sigla, poi vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Buona serata.